automobilisti sono sempre più arrabbiati. Il caro benzina, ormai si può dire prezzi che non conoscono fine, lievitano di giorno in giorno. Vediamo come protesta la Federcontribuenti Veneto. Non si può più andare avanti con questo prezzo qui. Per me è una fortuna che vada a gas, è già una bella cosa. I prezzi sono ormai alle stelle, in alcuni distributori si sfiorano i 2 euro al litro per la benzina senza piombo, cresce la protesta degli automobilisti, in molti rinunciano addirittura ad usare la macchina o la utilizzano il meno possibile. Federcontribuenti apre la campagna verità sui costi del carburante. Secondo l'associazione il 55% del pieno va in tasse. Federcontribuenti chiede subito la riduzione di 20 centesimi del carburante, con l'abbassamento dell'IVA sulle accise, sulla cui costituzionalità Federcontribuenti esprime i propri dubbi. Noi come veneti sì, possiamo imporci chiedere al nostro Presidente Zaia che diminuisca le accise regionali abbassando un 20 centesimi, lo può fare tranquillamente visto il momento straordinario, però è inconcepibile perché lo Stato, il Governo, continui a tassare il carburante per qualsiasi problema ci sia, dalle alluvioni alle guerre, a qualsiasi comunque problema. Quando c'è bisogno di denaro si va sempre sui beni di consumo indispensabili, perché ormai il carburante è un prodotto indispensabile. Su 2 euro le accise sono circa il 55%, praticamente abbiamo un euro abbondante comunque di accise IVA e rimanente 87 centesimi è il costo reale comunque dell'erogato del carburante. Crisi e caro benzina non solo mettono in difficoltà gli automobilisti, ma anche i distributori. In alcuni casi un calo di fatturato del 40%. A livello dipendenti quest'anno abbiamo licenziato uno, perché da dicembre in poi c'è stato un picco in basso di fatturazione del circa 40% e quindi abbiamo eliminato un dipendente. Adesso vediamo che continua questo problema, cerchiamo di trovare delle soluzioni noi da soli, allargando la nostra possibilità di avere altri distributori da gestire e quindi cercare di tenere ancora il dipendente. Quello della benzina rimane un tema caldo, caldissimo. Automobilisti padovani che aspettano e sperano. Sconti e riduzioni in questo periodo fanno davvero brillare gli occhi. Una proposta di legge su un taglio netto della tassazione sui carburanti è spostata comunque nei beni di lusso, dove i beni di lusso si parla spesso che vengano tassati, mentre poi non si vede comunque questo cambio di rotta di tendenza.